La interviste. Personats, stories, ideis e proies pal Friul Calcres. In studi Sergio De Profetis. Buongiorno amici ascoltatori Radio Onde Furlane, consueto appuntamento con l'intervista. Oggi oltre a me qui ai microfoni della radio abbiamo un ospite, si chiama Emanuele Franz, è una persona e anche un personaggio un po' che molti di voi sono un po' abituati a leggere ogni tanto o sentire quelli che sono i punti di vista riguardo a non tanto la situazione politica ma quanto la situazione culturale ed anche il momento storico che noi stiamo vivendo, che come sappiamo tutti è un momento di grandissima trasformazione sia esteriore che interiore. Quindi Emanuele Franz di Moggio è venuto qui al microfono per poter parlare un po' e conversare su un po' tantissimi argomenti, perché effettivamente Emanuele è anche benvenuto. Emanuele, grazie. Sergio. Ecco, lui oltre ad essere editore è anche scrittore, ospita ovviamente come editore altri autori interessanti, è un editore che fa ancora i libri come una volta, nel senso, cosa vuol dire farli come una volta? È rilegarli a mano, curare edizioni speciali, insomma col telaio, come appunto con queste tradizioni. Sì, ecco, ma è un fatto solo per fare tradizionale o qual è il senso che dai a questo lavoro manuale? Ma il senso è appunto conservare la mano, che si sta perdendo, non si sa più neanche scrivere a mano, no? Sì. Perché per me il libro è un oggetto che ha una storia, un'anima, e quindi non un progetto, sì, un oggetto usa e getta, quindi mi piace conservare la storia, ecco, del libro. Sì. E infatti è così che forse mi ricordo, adesso non so, ma forse 20-30 anni fa, non mi ricordo neanche più, quando mi ricordo avete visto con un piccolo banchetto in non so quale sagra e cosa, forse dalle tue parti, che avevi appunto questi libri fatti a mano con anche forse col cuoio, vorrebbe qualcosa. Ecco, ma ho detto, chi è che fa ancora le cose come una volta, no? E così un po' dopo siamo entrati in relazione, abbiamo creato una relazione che dura tutt'oggi, e proprio perché lui come persona e anche come intellettuale, capiremo adesso fra poco, è un po' fuori dalla norma, diciamo, cerca di avere un pensiero originale, ce l'ha e lo sta cercando di divulgare, non soltanto qui ovviamente in Friuli, dove è molto importante, ma un po' anche in giro per il mondo. Proprio qualche giorno fa ha ricevuto anche, non so come si chiama, un encomio, come questo ecco, vuoi dire tu cosa hai ricevuto di interessante? Dici sì. La lettera sì, sì, esattamente. Ieri mi ha scritto il Patriarcato di Costantinopoli, Bartolomeo, a proposito di un progetto che sto curando ormai da un annetto sul dialogo fra i cristiani ortodossi e i cristiani cattolici in generale, per una unificazione dei cristiani. Sappiamo che insomma sono tutti divisi un po' qua, cattolici e ortodossi, quindi, ecco, non sono certo nel primo né nell'ultimo insomma a parlare di unità, però accennavi poco fa a un discorso della situazione internazionale, la guerra. Ecco, secondo me è soprattutto anche un problema di guerra e di religione. Pensiamo adesso l'ortodossia ucraina si è separata da quella russa, e quindi è, secondo me, prima di tutto un problema anche di scontro di civiltà. E ho fatto dei pellegrinaggi, per esempio sul Monte Athos lo scorso aprile, durante la settimana santa della liturgia ortodossa. Ho fatto il Monte Sinai in solitaria, proprio per cercare, come dire, prima di tutto dentro me stesso e poi per proporre agli altri questa riflessione, fino a ieri, che il patriarca di Costantinopoli ha voluto mandarmi una lettera dicendosi profondamente toccato di questo progetto che ho intitolato Voi siete uno. Ecco, allora però adesso vado un po' veloce perché abbiamo poco tempo, però so che in passato ti avevi ricevuto anche una lettera di apprezzamento anche della regina Elisabetta d'Inghilterra, giusto? Certo. Riguardo a cosa? La regina mi aveva scritto un apprezzamento riguardo a un concorso letterario che avevo concepito e destinato soltanto a chi non aveva i titoli di studio come la laurea.
no? Per incentivare i tanti giovani e meno giovani che nelle nostre vallate, magari decentrati dalle città, non avevano potuto completare il percorso di studi. Tra le altre, la regina Elisabetta non era laureata e quindi ha voluto scrivermi un apprezzamento al riguardo, ecco. Sì, diciamo che non solo le nozioni o i titoli possono fare un uomo pensatore, no? E scrittore, veramente, e questo sicuramente è interessante. Ma un'altra cosa, adesso cerco di prendere però più cose insieme nel brevissimo tempo che abbiamo a disposizione, poi daremo 2 riferimenti anche su Facebook o sul web per poter approfondire anche gli argomenti. Un libro che tu hai scritto che lo trovo molto interessante come argomento, non l'ho letto ancora, perché non sapevo neanche che tu l'avessi scritto perché stai scrivendo tanto, esattamente sul transumanesimo, che è un termine che è molto poco ancora conosciuto, anche se in realtà è molto dibattuto un po' sulle sfere alte, no? Perché siamo di fronte, tu in questo momento parli del Monte Athos e del Monte Sinai e parliamo di un'umanità ancora che fa riferimento a una religione rivelata, con una civiltà ancora molto legata a un mondo agricolo, no? Rurale, no? Tutto quello che possiamo leggere nei Vangeli o anche nella Bibbia è legato a una storia di popoli che erano popoli nomadi, rurali, eccetera, che non ha niente a che fare col mondo di oggi che trovano i nostri figli, i nostri nipoti, giusto? Ecco, allora, transumanesimo è una corrente di pensiero che cosa si propone, su cosa vuole riflettere. Grazie Sergio De Profetis, soprattutto per l'eleganza e lo spessore della tua trasmissione e di avermi ospitato qui. No, è da dire, perché insomma c'è gente che semplicemente vorrebbe starsene a casa a pensare a far niente. Tu ti proponi, inviti delle persone, e questo è compresa la Radio Onde, che insomma sempre stato, è giusto, bisogna dare l'esempio, e questa nostra discussione, questa nostra chiacchierata è perché tu l'hai voluta e la radio l'ha ospitata, quindi bisogna dirlo. Quindi Transumano, allora, giustamente tu hai notato che uno dei fili conduttori della mia attività, dal rilegare a mano al invitare a osservare le tradizioni storiche, è questo aspetto dell'uomo, no? Del popolo, dell'identità, della collettività. Ecco, transumano etimologicamente oltre all'uomo, no? Cioè oggi le nuove tecnologie si stanno così tanto inserendo nella nostra vita quotidiana, pensiamo ai Bluetooth, agli oggetti che misurano il nostro battito cardiaco, insomma si stanno così in modo massiccio infilando nella nostra vita quotidiana, tanto da costringere a ridimensionare e rivalutare il concetto di uomo. Che cos'è l'uomo? Quando tu non puoi vivere più senza una macchina, se tu spegni lo smartphone non riesci più ad avere una vita sociale, e quindi questo transumano, cioè oltre all'uomo, veramente siamo qualche cosa di più rispetto all'uomo come lo abbiamo sempre concepito. Quindi sta uscendo questo mio nuovo libro, uscirà a giorni, Le origini del transumanesimo, da Zoroastro a Davos, che invita un po' a fare un punto della situazione filosofico e da un punto di vista della storia delle religioni, che è l'argomento di cui mi occupo. Ecco, io non sono un ingegnere, un matematico, mi occupo di storia delle religioni. Sì, assolutamente. Quindi secondo te, no? Perché una volta avevo letto, non mi ricordo dove, eccetera, di uno di questi o teologi, comunque un grande autore religioso, che diceva: si sente come il bisogno di una nuova rivelazione. Cioè, in che senso? Cioè, nel senso che appunto l'ambiente culturale umano in cui si sono sviluppate le 3 grandi religioni del libro, parliamo ma anche Zarathustra uguale, no? Prima no, ma le 3 grandi religioni del libro sono ambienti con persone semplici legate alla natura. L'unico video era il video della natura, oggi invece il nostro video è il video del cellulare soprattutto, ma della televisione, della realtà aumentata, eccetera. Che attualità hanno parole come quelle di un Gesù, di un Zarathustra, di un Mosè nei confronti di questo linguaggio che sta arrivando adesso e che i nostri ragazzi lo adottano in pieno? Diciamo, c'è stato un sradicamento nel giro di una generazione, è stato un radicamento per cui quel passato biblico è diventato un passato quasi da Jurassic Park.
Ecco, non so cosa tu Certo, puoi certo. pensare. No, ma hai usato la parola più coerente che si poteva usare, sradicamento, cioè togliere le radici dalla terra, cioè quando qualcosa ti ancora e soprattutto ti collega agli altri. Negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto un'accelerazione di questo sradicamento, soprattutto appunto con l'iperdigitalizzazione, webcam, contatti con la realtà integrata, cioè quindi non ci si poteva più vedere fisicamente, abbracciare, stringere la mano. Questo ha portato un po' anche a perdere quel senso dell'appartenenza, quel senso degli usi, delle tradizioni, dei costumi che ci identificano e ci danno questa forte identità. Certo, la tecnologia è un bene, io non dico che non lo sia, infatti abbiamo avuto la Gutenberg, insomma i grandi balzi in avanti, però il problema è da un punto di vista etico, può avere dei limiti. Insomma, anche i miti ci insegnano che quando uno va troppo verso il sole, gli ali gli si bruciano e si scaraventa a terra. Ecco, da Zarathustra, che sono 2600 anni fa circa, non vorrei dare i numeri, no? Ma comunque che tu dici da Zarathustra a Davos. Zarathustra, uomo, un profeta dell'Iran, dell'antica Persia, cosa immaginava di questo oltreuomo, di questo transumanesimo? Perché io, per esempio, ho letto Zarathustra, ma non ho un riferimento, mi Sì. piacerebbe sentirlo un attimo. Beh, la mia, come dire, il mio accostamento di associare le nuove tecnologie a un pensiero di 3000 anni fa è una mia interpretazione piuttosto audace e dipende dal fatto che Zarathustra, con la rivelazione che ha avuto dal dio Ahura Mazda, ha detto che ci sono nell'universo 2 principi, il bene e il male. Poi questa dottrina è stata ripresa dal profeta Mani e dai manichei e così via. Sosteneva che il male è la terra, la materia, e il bene è lo spirito. Ecco, questa separazione netta, chirurgica, per esempio nel taoismo non c'è questa separazione. Nel cristianesimo teologico dei primi padri della Chiesa il Cristo è il corpo, quindi lo spirito è unito, c'è. Quindi questa demarcazione mi ricorda molto quella che dice oggi: scorporati dal tuo corpo per il digitale. Per quello la mia ardita associazione con Zarathustra. E Davos, quindi, in questo contesto, cosa È dicono un i filo- grandi think tank di Davos? È un filo di 3000 anni che io immagino conduttore, un fil rouge. Davos ormai parlano di micro robot più piccoli della cellula, controllabili a distanza, cioè sono anche impressionati com'è. Sì. Allora, da una parte noi possiamo avere giustamente un po' la paura di perdere ciò che siamo o ciò che immaginiamo di essere, da quell'altra c'è anche bisogno di avanzare un po', vuol dire, cioè, chiaramente ogni cambiamento epocale, se pensiamo al mondo, se i nostri bisnonni si sveglierebbero oggi adesso dalla tomba e vedessero questo mondo pieno di automobili, camion, cose, oppure i grandi grattacieli, direbbe: ma cosa è successo sul pianeta? Cosa è successo ai nostri figli? Cosa hanno fatto? Quindi anche il fatto di avere, chiaramente io sono d'accordissimo con te, che penso che la maggior parte della gente, che questi nanorobot che entrano dentro le cellule, chi li comanda, cosa fanno, quali sono gli effetti collaterali, che abbiamo tutte queste. Quindi da quell'altro questo però non è un motivo per dire un no a priori. Secondo te qual è la giusta via di mezzo? Sono d'accordo con l'ultima frase che hai detto, che il no a priori diventa un fissarsi al rovescio, però insomma la riflessione filosofica, epistemologica sul limite etico, no? Di tanti temi, cos'è la vita, cos'è la morte, fin dove ci si può spingere con la tecnologia, l'equilibrio è la risposta, l'equilibrio è la riflessione, rimaniamo così ancora soggetti pensanti. Certo. Ecco, se qualcuno volesse capire un po' meglio qual è il tuo pensiero o anche le tue azioni, la tua prassi come imprenditore editoriale e quant'altro, dove può trovare delle informazioni? Certo, allora tutta la casa editrice con i libri può trovarlo al sito www.audaxeditrice.com, Audax come latino audace, e lì può trovare l'elenco dei libri che ho scritto e contattarmi per chiederne Di pubblicare qualcosa, anche se vuole, o anche leggere qualche agli libro. analfabeti, semi-analfabeti, è aperta, bellissimo questo. No, io mi ricordo bene, hai fatto secondo me una cosa interessante, perché se no si passa l'idea che solo il culturizzato o nozionizzato è capace di pensare, intendere, avere un pensiero aperto. Invece tu dici ci sono delle persone, e la storia poi lo rappresenta tantissimo, quindi oltre a Audax Editore dove può trovare anche informazioni? Sul sito della casa editrice Audax e sui canali collegati, insomma ci trova lì trovi anche, ci sono i link per gli altri canali che sono appunto
Esatto. Ok, va bene, purtroppo il tempo a nostra Grazie disposizione di tutto. è scaduto, abbiamo soltanto dato un piccolo assaggio, Sì. un finger food come dicono oggi gli inglesi, di quello che potrebbe essere la grandezza un po', no scusi, la grandezza solo di ampiezza del tuo pensiero. Io spero che qualcuno possa trovare lo stimolo per andare a vedere sotto www.audax.it, Editrice.com. audaxeditrice.it per andare .com. ecco, .com, quindi www.audaxeditrice.com, questo è il termine esatto. Poi forse, come anche Emanuele Franz, può trovare anche tante notizie di giornali che vengono e riportano appunto questi tuoi riferimenti. Bene, io saluto gli ascoltatori, ci ritroviamo fra 2 settimane sempre qui ai microfoni della radio. Buone ascolte e buona giornata a voi. Gotta let me go. Are we human? Or we dance? La interviste. Silence. Personats, stories, ideis e proies, pal Friul Calcres.